Dunque, buongiorno, anzi buonasera nel caso di Keiki Tokada che è connessa con noi dal Giappone. Buongiorno a tutti coloro che oggi hanno scelto di ascoltare il nostro seminario, che ha come obiettivo quello di presentare nuove ricerche su Venezia. Sono passati ormai è passata qualche settimana dalla nostra ultima riunione, dal nostro ultimo collegamento, nel quale sono successe molte cose nel mondo, ma ad ogni modo noi siamo qui e anche oggi abbiamo il grande piacere di poter presentare una ricerca, in questo caso edita altrove, in Giappone, ma praticamente sconosciuta in Italia purtroppo. E abbiamo il grandissimo piacere di farlo con Keiko Takada, che è professoressa all'Università Kobe in Giappone, ha ricevuto la sua laurea triennale, magistrale e dottorato in letteratura presso l'Università di Tokyo e ha pubblicato un interessantissimo volume sui procuratori di San Marco intitolato Famiglia e potere nella Venezia medievale, pubblicato in giapponese dalla Kyoto University Press nel 2017. Questo in realtà segue sostanzialmente un precedente articolo pubblicato su Archivio Veneto, Commissari Mei Procuratores Sancti Marci, ricerche sulle competenze dell'ufficio della Procuratura di San Marco, pubblicato su Archivio Veneto nel 2006. Questo è per darvi un'idea delle pubblicazioni e degli interessi di Keiko Takada, e sono molto felice oggi che possiamo presentare una ricerca di una studiosa che viene dal Giappone, un'area che molto spesso non è ben rappresentata negli studi veneziani, e sono molto felice che oggi possiamo ospitare qualcuno che viene da così lontano e che sicuramente ci può dire qualcosa di inedito su Venezia, nonché sui procuratori di San Marco, che sono anch'essi recentemente, ahimè, poco frequentati. Sono quindi a ricordarvi le modalità del seminario. Ci saranno 45 minuti, un'oretta di discussione tra me e Keiko, seguiti da domande del pubblico. Vi ricordo che potete formulare le vostre domande commentando la diretta su Facebook, la diretta su YouTube, oppure ancora potete scrivere un'email a deputazione potete scrivere un'email alla nostra mail, che è deputazionevenezia@gmail.com. In questo caso avrete anche l'inedita possibilità di partecipare in video. Finora, ahimè, nessuno, finché c'ero io come mediatore, ha mai partecipato in video, ma io reitero l'invito sperando che ci sia prima o poi un coraggioso volontario che vorrà partecipare in video. Altrimenti potete usare una qualsiasi di queste 3 modalità per inviare le domande. Vi chiedo solo una cortesia: se desiderate formulare le domande in video, di parlare lentamente, così da permettere a Keiko di comprendere perfettamente tutto quello che voi dite. Ripeterò adesso in inglese quello che ho appena detto per i nostri ospiti internazionali e dopo possiamo finalmente cominciare la nostra conversazione con Keiko. I'm very honored today to be with you again. And today we will discuss an amazing book about the procurator of St. Mark, together with the author Keiko Takada, professor at the Kobe University in Japan. She has published extensively on the procurators, earlier on Archivio Veneto, on an article in 2006, and she has studied the economic history and the procurator of St. Mark extensively in throughout many studies. She obtained her BA, MA, and PhD from from the University of Kyoto in literature, and afterwards she was an instructor at the Department of Western Studies at the Institute for Research in Humanities from 1996 to 2000, and in that year she became a member of Kobe University. I'm very glad today that we are able to discuss a book authored by someone who is outside of Europe and the US. And for once, we get a chance to hear from a Japanese researcher, which is indeed a rare event, sadly.
And I do hope that in the future we will always be able to host on this platform people from far afar who are willing to present their research on Venice, and hopefully this can become a forum for anyone to present their research, regardless of their country of origin. And even though this has required Keiko to connect with us at such a late hour, and I would like to thank her again for this sacrifice. I also would like to remind you about the how to pose questions to our guest. The format of the event is as usual a 45/1 hour discussion with between me and Keiko regarding her book and more generally the history of Venice in Japan, followed by questions from the public. I remind you that you can pose questions either by writing directly to deputazionevenezia@gmail.com, the email you see advertising here. In which case you may even participate in persona, not just in spiritu, and hopefully you can show yourself, even though no one is brave so far to do so. But I always hope there will be one first brave scholar who will brave the camera. Otherwise, you can comment our Facebook and Instagram feed. Sorry, and YouTube feed. In which case, of course, your question will be showcased here. And I just ask you if you want to pose a question in person to read slowly so that Keiko can reply fully to your question. So you can use Facebook, you can use YouTube, or you can drop us an email at deputazionevenezia@gmail.com. So without any further ado, I then would like to kick on the discussion. And so the floor is yours, Keiko, and we can begin our discussion. Possiamo cominciare la nostra conversazione. Ecco, la prima domanda che mi sento di fare, ecco, proprio perché abbiamo detto una studiosa appunto dal Sollevante, come mai una giapponese si occupa di Venezia? E ci sono studiosi di storia veneziana o italiana in Giappone? Sì, ma prima di tutto voglio ringraziare la Deputazione Storia Patolia per questa iniziativa molto importante. Ringrazio in particolare Nicola e Daniele per l'invito all'organizzazione di questo seminario. Mi sento molto onorata di essere qui con voi, ma nello stesso tempo vorrei scusarmi se il mio italiano non sarà perfetto. Per questo vorrei leggere le risposte già preparate. Spero che la mia pronuncia sia comprensibile. Allora inizio la risposta. Per spiegare perché mi occupo della storia di Venezia, forse è meglio iniziare da come si studia la storia in Giappone. Da noi nella scuola superiore impariamo la storia mondiale separatamente dalla storia del Giappone, partendo dall'antichità fino ad arrivare all'età contemporanea. Poi all'università in genere abbiamo 3 sezioni nel dipartimento di storia, cioè storia giapponese, storia orientale che tratta il mondo asiatico ed in alcune università anche quello islamico, e storia occidentale che tratta il mondo europeo ed americano. Mi piaceva storia mondiale, soprattutto quella europea, quindi a università ho scelto come indirizzo storia occidentale. Quando ho dovuto scegliere argomento della tesi di laurea, ho preferito occuparmi della storia d'Italia medievale e rinascimentale. A università dove mi sono laureata e poi ho fatto il master, il dottorato, non c'era nessun professore di storia d'Italia. Però questo non mi aveva impedito la scelta che ho fatto, perché siccome storia occidentale copre un'area molto ampia, da noi in genere non era necessario e non lo è anche adesso scrivere una tesi sullo stesso paese di cui si occupa un professore della propria università. I motivi per cui ho scelto Venezia sono 2. Il primo è molto semplice. Le città-stato come matrici del Rinascimento mi affascinavano. Poi, quando ho fatto un viaggio organizzato in Europa, sono andata anche a Venezia e sono veramente colpita dalla bellezza di questa città. Si capiva bene la grandezza e la ricchezza di Venezia del passato
e il fatto che questa ricchezza fosse stata costruita non da un re o da un imperatore, ma dai grandi mercanti della città, mi ha impressionato molto. Quindi ho voluto studiare una città-stato d'Italia come Venezia. Il secondo motivo dipende dalla situazione accademica del Giappone di quel momento. Quando ho iniziato a studiare all'università, quindi alla fine degli anni '80, in Giappone non c'erano abbastanza studiosi di storia d'Italia medievale e rinascimentale. Si potevano contare meno di 10 professori in tutto il paese. Quindi avevamo un numero abbastanza limitato di studi scritti in giapponese in questo campo. Poi iniziare gli studi leggendo subito le monografie in italiano creava un po' di difficoltà. Intanto una docente di storia medievale, storia d'Italia medievale, mi ha detto che in quel momento stavano uscendo tanti studi in inglese della storia di Firenze soprattutto, poi di Venezia e di Genova. Quindi avrei potuto scrivere la tesi su una di queste città utilizzando questi nuovi studi in inglese. Alla fine ho scelto Venezia perché mi piaceva più una città aperta al mare e politicamente stabile. Ho detto prima McNeil perché ho tradotto in giapponese e poi Dane, Guido Ruggiero, Denis Romano, eccetera. Fortunatamente vicino alla mia università c'era un anziano professore di storia di Venezia che mi aveva gentilmente prestato questi libri. Era un'epoca in cui fioriva la storia sociale e questi lavori scritti in inglese mi hanno dato una visione molto vivace della società veneziana nel Trecento. Vorrei anche aggiungere un po' qualcosa sulla situazione attuale in Giappone. Qui adesso ci sono abbastanza studiosi di storia italiana. Proprio l'anno scorso è uscito un grande manuale di storia d'Italia medievale e della prima età moderna, scritto in giapponese, raccogliendo 19 studiosi, me inclusa. Poi abbiamo anche un'associazione volontaria e privata di studiosi giapponesi di storia d'Italia. Partecipano attualmente più di 50 docenti e studenti, in cui si possono contare più di 10 venezianisti. Quindi adesso in Giappone ci sono non pochissimi studiosi di storia veneziana e italiana. Grazie, Keiko per questa per averci introdotto a questo mondo della venezianistica in Giappone che, a molti, me incluso, era abbastanza sconosciuta, per cui sono molto felice che oggi abbiamo potuto adesso cominciamo ad apprendere qualcosa su perché si studia a Venezia in Giappone. E passando, diciamo, dal campo più generale a quello più particolare della tua ricerca, mi chiedevo: come mai hai scelto di occuparti proprio dei procuratori? È stato difficile lavorare su una fonte primaria così frammentaria? Sì, grazie. Per spiegare il motivo e il modo della scelta dei procuratori dovrei dilungarmi un po', ma vi prego di ascoltare con pazienza l'andamento della mia ricerca fino ai procuratori di San Marco. Come ho detto prima, quando ho finito di scrivere la tesi di laurea e poi ho iniziato il master, in Giappone aumentava interesse verso la storia sociale e anche la storia della famiglia. Quindi, quando sono venuta in Italia per fare la ricerca del mio dottorato, ho voluto approfondire la storia di una famiglia veneziana nel Medioevo sulla base di ricerche di archivio. Studiavo sotto la guida della professoressa Sorelli dell'Università di Padova, che mi ha suggerito di esaminare la famiglia Viaro perché erano già stati pubblicati i digesti dei documenti. La famiglia Viaro è una famiglia della nobiltà non importantissima, ma di ceto medio-alto. Ha lasciato diversi documenti nel fondo di San Matteo di Mazzolbo, soprattutto nel 200. Leggendo i documenti ho trovato alcune disposizioni interessanti sulle riti familiari che riguardavano le doti e che dimostravano attività vivace delle donne circa la negoziazione del matrimonio. C'erano anche documenti che riguardavano la lite fra padre e figli su eredità della madre.
Per capire bene la situazione, ho studiato gli Statuti di Tiepolo del 1242 in materia di dote e di successione. Poi, per sapere come i veneziani effettivamente distribuivano le loro eredità, ho voluto studiare dei testamenti. Fortunatamente all'Università di Padova esistevano già 3 tesi di laurea che pubblicavano le trascrizioni di alcuni testamenti veneziani del 200 raccolti dai vari fondi. Leggendo questi documenti ho potuto raccogliere alcuni dati sul modo di distribuire eredità, però era difficile dire qualcosa di nuovo. Intanto ho notato che i procuratori di San Marco, ufficiali importanti di Venezia, spesso apparivano come esecutori testamentari. Poi il mio professore del corso di storia occidentale in Giappone, che è uno specialista di storia medievale della Germania, diceva sempre che la storia della famiglia avrebbe più valore quando collegata con la storia delle istituzioni e con la struttura del potere del governo. Quindi ho deciso di concentrarmi nel sapere come e perché i testatori scegliessero i procuratori come loro esecutori testamentari, pensando che questo tema avesse anche un collegamento con le istituzioni. Per conoscere il motivo per cui i testatori nominavano i procuratori, si devono esaminare i testamenti stessi e i compiti affidati dai testatori ai procuratori. Ci sono diversi fondi nell'Archivio di Stato di Venezia che contengono dei testamenti medievali, fondi religiosi come quello di San Matteo di Mazzorbo, Cancelleria Inferiore Notai e Procuratore di San Marco, eccetera. Idealmente, se avessi potuto leggere tutti i testamenti veneziani del Medioevo conservati in archivio e fare il confronto fra chi sceglieva i procuratori e chi no, sarebbe stato meglio. Ma questo era quasi impossibile. Quindi mi sono limitata ad esaminare solo il fondo dei procuratori di San Marco, perché i testamenti che nominavano i procuratori erano facilmente reperibili in questo fondo. Poi ho deciso di limitarmi al 200, perché secondo il lavoro del professor Murar, la competenza dei procuratori si stava allargando nel 200 e ormai alla fine del 200 il ruolo dei procuratori come esecutori sembrava essere già stato consolidato. Oltre a questa limitazione dei documenti che dovevo leggere, avevo già in mente alcune ipotesi che mi erano venute dalla lettura dei testamenti pubblicati. I procuratori venivano nominati quando non esistevano i parenti stretti o quando c'era il rischio fra gli eredi di avere conflitti circa eredità, oppure quando i testatori volevano disporre eredità secondo prospettive a lungo termine, come per esempio fare elemosine in perpetuo. Ma doveva ancora esaminare se questa ipotesi fosse giusta o meno e anche quando fosse nato questo desiderio da parte dei testatori verso questo ufficio. Quindi, prima di iniziare la ricerca sulla base del fondo dei procuratori di San Marco, sapevo già che cosa dovevo cercare nei documenti. Questo orientamento mi ha aiutato molto a fare indagine, nonostante questo fondo fosse frammentario. Sì, so bene, avendo fatto un po' di ricerca sui procuratori, quanto possa essere complesso studiare i procuratori di San Marco. Per cui ne approfitto per chiederti ti ho chiesto poi ti chiederò un po' più in dettaglio sulla tua ricerca, ma per ora a livello di confini cronologici, il Mh. 200 di cui ti occupi è un secolo un po' dimenticato dalla storiografia veneziana. Come mai diciamo, come mai l'hai scelto come ecco, perché hai scelto 200, ecco? Allora, comunque non sono sicura se esistono meno studi nel 200 rispetto ad altri secoli, perché ci saranno tanti studi sul 200 che non ha ancora letto o non ha ancora conosciuto bene. Ma se fosse vero, questo sarebbe in parte a causa del mito dei Patolizi, secondo me.
Nella storia di Venezia la stabilità del patriarcato è famosa ed è stata oggetto di attenzione per un lungo tempo, però nel 200 non era stata ancora completata la serrata del Maggior Consiglio. Poi anche dal punto di vista della storia sociale il 200 offre pochi documenti. Inoltre economicamente il sistema della moda era in via di sviluppo. Tutto questo forse impedisce lo sviluppo della ricerca della storia della Venezia duecentesca. Però secondo me il 200 era un periodo di sviluppo economico, sociale e soprattutto istituzionale. Oltre alla famosa espansione verso il Mediterraneo causata dalla Quarta Crociata, che avrebbe dovuto influenzare la società veneziana del periodo, si è scritto lo Statuto di Tiepolo e si sono sviluppate diverse commissioni e la popolazione è aumentata e anche lo spazio urbano è stato allargato. Il 200 può offrire un'immagine di Venezia molto dinamica, secondo me. Ehm, Mi sono concentrata in questo periodo per motivi abbastanza incidentali, come ho spiegato, perché prima ho fatto la ricerca sulla famiglia Alviaro, cioè poi ho letto i testamenti raccolti nella tesi di laurea all'Università di Padova e tutto questo riguarda il 200, quindi cioè motivi abbastanza incidentali. Ma sono contenta della mia scelta. Mh. Sì, se aggiungo un po', non so se riesco a spiegare bene improvvisamente, senza, la preparazione, ma il 200, collega Venezia, anche al mondo del entroterra, cioè Venezia, sì, anche cioè dopo la conquista del terraferma, sicuramente Venezia ha collegamento con la terraferma, ma, nel 200 Venezia ha avuto il s regime comunali, quindi c'è secondo me, si può trovare un collegamento con altre realtà di i comuni italiani. Ehm, Anche per questo, mi piaceva cioè mi piace, approfondire la società veneziana nel 200. Se mi sono spiegata bene. No, assolutamente. Io condivido con te l'immagine di una società dinamica e credo che, come sempre, mi permetto di dire che gli studi sul 2-300 dovrebbero essere più abbondanti per Venezia. C'è stata una stagione molto florida in passato, però adesso ce ne sono un po' meno e spero possano continuare e anzi ed aumentare. E quindi per venire proprio al tuo volume pubblicato in giapponese, ma che appunto spero possa entrare nel dibattito storiografico anche in Italia, ti volevo chiedere quali sono le fonti e i principali problemi storiografici, le domande di fondo della tua ricerca sui procuratori. A quali conclusioni sei arrivata? Allora, il Fondo dei Procuratori di San Marco raccoglie vari documenti riguardanti l'ufficio dei procuratori come, oltre ai testamenti stessi, i quaderni in cui sono trascritti i testamenti e registrati i vari conti, le quietanze dei lasciti e i documenti relativi ai processi circa eredità. Il fondo è diviso in 4 parti, cioè procuratori di sopra, di ultra, di titola e misti. De Supra contiene i documenti relativi alla Chiesa, quindi non c'entra con la mia ricerca. De Ultra, cioè al di là del canale grande, e De Titola, cioè al di qua del canale grande, misti, cioè il misto de Ultra e De Titola, contengono i documenti relativi ai testamenti, chiamati anche la commissaria. Tutti i documenti dei procuratori di commissariat sono catalogati in ordine alfabetico secondo il nome della famiglia. Inoltre nella sala di studio, adesso anche nel sito internet di More Veneto dell'Archivio di Stato di Venezia, si possono trovare questi inventari. Per i misti ci sono 8 volumi, per De Titola per De 3 e per De Ultra 12. Grazie a questi inventari ho potuto elencare tutti i testamenti del 200 conservati nel fondo dei procuratori di San Marco, in tutto 177. Dopo aver fatto elenco,
mi rimaneva solo ordinare le buste in cui erano conservati i testamenti da leggere e cercare in ogni busta i documenti che volevo leggere. Allora ecco i principali problemi storiografici. Quando si spiega lo sviluppo di istituzioni come la Procuratura di San Marco, in genere si seguono le legislazioni che stabiliscono i compiti di queste istituzioni. Però, come ho detto prima, avevo iniziato la ricerca della storia sociale e mi interessavo più dell'atteggiamento e dell'aspettativa delle singole persone che delle norme statutarie prescritte dal governo. Poi, quando ero studentessa del master, la teoria di Pierre Bourdieu, un famoso sociologo francese, è stata presentata in Giappone. Ho imparato concetti usati da Bourdieu come habitus, strategia, pratica e soprattutto da un saggio dalla storia d'Italia moderna su emigrazione scritto in giapponese, dove si spiegava in modo semplice come si poteva applicare la teoria di Bourdieu allo studio della storia. Non sono in grado di spiegare precisamente questi concetti, ma secondo quanto ho capito da questo saggio e da altri libri su Bourdieu, habitus è un insieme di consuetudini accumulate dalla gente per un lungo tempo. La gente può scegliere la propria strategia nell'ambito del habitus e agire in base a questa. Poi con questa pratica habitus viene riprodotto. Però, secondo autore di questo saggio, la struttura riprodotta da insieme della pratica della gente può essere anche diversa da quella originale. Quindi questa teoria è applicabile anche quando vogliamo descrivere il corso del cambiamento della società. Secondo la mia interpretazione, una persona deve agire secondo le norme o le consuetudini, ma potrebbe altrettanto scegliere in modo relativamente libero la strategia all'interno di queste consuetudini. Poi la ripetizione della pratica nata da queste strategie eventualmente può cambiare anche le norme o la consuetudine originale. Mi domandavo se potevo pensare in questo modo anche alla relazione tra lo sviluppo istituzionale dei procuratori e atteggiamento e aspettativa dei singoli testatori. In pratica ho voluto esaminare lo sviluppo dei procuratori pensando a un tipo di dialogo tra le norme che stabilivano i compiti dei procuratori e atteggiamento e aspettativa dei singoli testatori. Questo orientamento me l'ha confermato anche la professoressa Sorelli. La conclusione del mio lavoro è come segue. A inizio del 200, quando i testatori hanno iniziato ad affidare ai procuratori le incombenti relative a eredità, questi compiti non erano molto lontani da quelli che loro dovevano adempiere secondo la prescrizione. Ad esempio, alcuni veneziani deceduti fuori città nominavano i procuratori come loro esecutori, forse perché, in base alla legislazione del 1204, la procuratura doveva custodire i beni lasciati dalle persone decedute fuori Venezia che non avevano fatto testamento. La norma di Pietro Ziani del 1226, che poi ha attribuito all'ufficio nuovi compiti circa la vendita degli immobili, forse ha indotto alcuni cittadini ad affidare ai procuratori la gestione della vendita dell'eredità. Così veneziani, pensando che i procuratori avrebbero potuto avere una funzione come esecutori, anche se la legge non precisava niente su tale compito, hanno cominciato ad utilizzare questo ufficio come esecutori per loro convenienza. Allo stesso tempo, i governanti del comune hanno considerato necessario regolamentare tale compito e hanno ordinato ai procuratori di fare i conti della commissaria con la deliberazione consiliare del 1249. Dopo tale provvedimento sono emersi due nuovi servizi della procuratura come esecutrice: la gestione dell'eredità in perpetuo negli anni 50 e investimento dei legati peculiari negli anni 60.
Infine, secondo la deliberazione consigliare del 1270, i procuratori dovevano succedere automaticamente agli esecutori originari dopo la morte di questi ultimi. Dopo questa prescrizione, i veneziani hanno cominciato ad affidarsi ai procuratori esecutori anche quando non esistevano parenti stretti o quando esistevano problemi tra parenti. La crescita dell'ufficio dei procuratori di San Marco come esecutori testamentari, quindi, non è stata determinata soltanto dalle autorità comunali, ma anche dalla spontanea richiesta degli abitanti di Venezia. Sì, ho finito a rispondere. Grazie della tua bella risposta sul diciamo, su perché occuparsi dei procuratori. È un tema, un fondo che io trovo sempre affascinante, anche se è molto difficile da studiare, come abbiamo detto, però sempre ricco di sorprese. Ecco, dato che hai evocato le modalità di gestione dei patrimoni da parte dei procuratori, mi viene subito in mente i vari contributi di Reinhold Müller sul tema. Per cui la mia Ah, domanda è: dunque, la tua ricerca si pone in dialogo con il lavoro di Reinhold Müller sui procuratori e giunge alle stesse conclusioni? Coprite il medesimo periodo? Quali sono le differenze tra i vostri 2 lavori? sì. Il lavoro di Miura è molto importante e fondamentale per capire le funzioni della procrazia nella vita economica, finanziaria e sociale di Venezia nel Medioevo. Certamente nel suo lavoro è descritto lo sviluppo della procrazia come istituzione e viene fatto riferimento alle diverse importanti norme statutarie e legislative. Inoltre Miura ha descritto le funzioni della procrazia esaminando soprattutto il caso del 300 e della fine del 200, un periodo comunque in cui le funzioni dei procuratori come esecutori erano ormai consolidate. Il mio lavoro invece tratta più il periodo del primordio della procrazia come esecutore e mette in evidenza come atteggiamento dei testatori abbia fatto sviluppare la competenza dei procuratori. Quindi la mia attenzione è orientata più ai testatori che ai procuratori e mi interesso più delle strategie e delle ragioni dei testatori in caso di successione. Ad esempio, secondo quanto emerge dai testamenti, i testatori avevano in genere 3 esigenze fondamentali: mantenere gli immobili nelle mani dei parenti maschi, assicurare beni sufficienti per le donne della famiglia e provvedere alla salvezza della propria anima. Per realizzare bene tutto ciò, i veneziani hanno cominciato a pensare di disporre di eredità secondo prospettive a lungo termine. Mi limito a citare solo un esempio. Un testatore ha lasciato in un primo tempo una parte della sua eredità alla moglie. Però dopo la morte di questa, i monaci di un monastero potevano avere questa eredità per 10 anni, alla fine dei quali il possesso doveva essere venduto ai parenti maschi della linea maschile del testatore. È interessante vedere questo tipo di combinazione e anche per questo diversi veneziani hanno cominciato progressivamente ad affidare le loro eredità ai procuratori. Infatti i procuratori erano in grado di portare a termine il compito degli esecutori perpetuamente, in quanto ufficio pubblico e permanente. Questa considerazione mi è venuta proprio dai concetti prima citati di strategia e pratica e per questo penso che sia il risultato importante dei miei studi. Grazie mille di nuovo di questo, insomma, di queste ulteriori notizie su come la tua ricerca si pone in dialogo con lavori del passato. Invece, per venire, diciamo, al futuro tuo, cioè il lavoro che tu hai svolto sulle città del Nord Italia, che è una delle nuove coordinate della tua ricerca, mi chiedevo: ci puoi dire se questo lavoro conferma o meno l'idea dell'eccezionalità di Venezia, uno dei grandi temi della storiografia veneziana, e cosa emerge confrontando Venezia con altre realtà?
Allora, per rispondere a queste domande, vorrei fare riferimento alla seconda parte del mio libro, uscito in Giappone nel 2017, intitolato Famiglie e potere nella Venezia medievale. Qui ho provato scusami, qui ho provato ad analizzare esperienza veneziana, tenendo conto anche di una parte della storiografia di altri comuni italiani. Cercherò di essere concisa. A epoca in cui Dane ha scritto il suo libro Venice a Maritime Republic, le vicende storiche d'Italia dei comuni dalla seconda metà del 200 fino al 400 erano viste come la perdita della libertà comunale e emergere del regime signorile. In queste vicende, viste anche come il periodo della confusione e dei conflitti, solo Venezia poteva mantenere la stabilità e la libertà secondo la visione di Dane. Questa interpretazione era condivisa anche in Giappone. Però adesso la visione del panorama di questo periodo dell'Italia dei comuni è completamente cambiata. Forse lo sapete meglio di me, e scusatemi se mi ripeto un po', e già negli anni 70 Tabacco e Chitorini hanno visto questo periodo, inclusa anche esperienza di Venezia, come la creazione di un assetto politico più stabile con la concentrazione del potere ai vertici del governo e anche la creazione degli stati regionali. Lascio perdere il discorso degli stati regionali perché non c'entra con il mio libro, ma per quanto riguarda il cambiamento della politica e del potere della città, dagli anni '80 sono usciti tanti studi che hanno messo in luce la caratteristica del governo nel 200 e così l'interesse degli studiosi si è indirizzato verso il periodo successivo. Secondo il bilancio recente di Arma Poroni, alcuni studi usciti dopo il 2000 hanno messo in evidenza come il periodo tra gli ultimi decenni del 200 e la metà del 300 sia caratterizzato dalla tensione e coesistenza della cultura istituzionale dell'età comunale e di affermazione di un centro politico più stabile e forte. Quindi la mia posizione è vedere anche la storia di Venezia dalla seconda metà del 200 al 300 in questo filone, interrogandomi sul rapporto tra famiglia e potere. Vi propongo due esempi. Il primo era le deliberazioni consigliari relative a parenti e a famiglia, inclusa anche la serrata. Secondo gli studi recenti, la ricerca dei ceti dirigenti prosopografici che fioriva fino agli anni '80 è stata sostituita dagli studi che concentrano l'attenzione sulla dimensione istituzionale, come la giustizia, esclusione politica, atto legislativo, eccetera. Quindi anche quando si pensa alla storia della famiglia di Venezia, dalla fine del 200 al 300, ci si può interrogare sul dialogo tra famiglia e istituzioni. E quando si pensa alle istituzioni, ovvero a come i cittadini partecipavano al potere, nella storia di Venezia, subito viene in mente la serrata del Maggior Consiglio. Qui con la serrata non intendo solo la sola legislazione del 1297, ma intendo una serie di legislazioni relative alla qualità del membro del Maggior Consiglio, che è continuata fino al 1323. La serrata è certamente importante nella lunga storia di Venezia e adesso si parla anche della seconda serrata o della terza. Però, secondo me, vedendo la serrata insieme alle diverse deliberazioni consigliari in questa epoca, relative a parenti e a famiglia, penso che si possa delineare la risposta veneziana di fronte alla tensione politico-istituzionale di questo periodo. A Venezia non esistevano i conflitti tra il popolo e Milkes, né i conflitti aperti tra le parti, ma si possono osservare gli interessi della famiglia che avrebbero potuto scontrarsi con una politica più imparziale e pubblica, richiesta ogni tanto dal governo. Per esempio, nella seconda metà del 200,
possiamo osservare alcune deliberazioni che limitavano il numero delle persone della stessa famiglia in un ufficio o in un consiglio, o la deliberazione che faceva uscire i propinqui di una persona dal consiglio quando si discutevano le materie relative a quest'ultima. I propinqui erano i parenti che costituivano un gruppo parentale relativamente medio, compresi anche i parenti con legami coniugali, secondo la definizione di una legislazione del 1260. Comunque queste deliberazioni dimostrano bene come il governo veneziano abbia cercato di limitare gli interessi della famiglia. Però esisteva un altro aspetto nel dialogo tra famiglia e istituzioni. Secondo la famosa deliberazione del 1323, un giovane poteva partecipare al Maggior Consiglio perché suo padre o suo nonno era membro del Maggior Consiglio. Poi la deliberazione del 1315 stabiliva che, oltre al padre, i propinqui svolgevano un ruolo importante quando la lista per elezioni del Maggior Consiglio veniva proposta. Anche nella legislazione del 1414, sempre i propinqui erano importanti come raccomandatori di un giovane alla partecipazione alla Barra d'Oro in assenza del padre. In pratica, le legislazioni relative alle serrate alla Barra d'Oro hanno fatto del lignaggio maschile e dei propinqui un pilastro importante per partecipare al Maggior Consiglio, cioè al potere. Così Venezia è andata avanti verso istituzioni più stabili, regolando e assorbendo gli interessi della famiglia. Intervento da parte delle istituzioni nei legami parentali, ovvero il dialogo tra istituzioni e famiglia, si può vedere anche a Firenze. Qui nel 300, come sapete, il popolo occupava il governo e escludeva i magnati dalle cariche importanti. Però, secondo la ricerca di Clapisch-Zuber, il governo del popolo ammetteva che alcuni magnati cambiassero il loro status in quello di popolo se si fossero staccati dal loro grande originario lignaggio. Il popolo pensava che la grandezza e la coesione del lignaggio maschile dei magnati fosse una minaccia verso il suo governo. Quindi, se alcuni magnati si fossero staccati dal loro lignaggio, pensava anche che questo significasse il loro indebolimento e accettazione al governo. Allo stesso tempo il popolo aveva imposto ai magnati staccati dal lignaggio anche il cambiamento del cognome e dello stemma. Ho semplificato troppo la ricerca di Clapisch-Zuber, ma la cosa importante è, per quanto io possa capire, che a Firenze la legislazione circa il cambiamento dello status dei magnati è intervenuta direttamente sui legami parentali e sull'identità della famiglia. Questo dato significa che la tensione tra istituzioni e famiglia si potrebbe trovare anche in altre città, così come addomesticamento degli interessi della famiglia, anche se il modo di rispondere a questo tipo di problemi era peculiare a Venezia. Non so se la mia interpretazione sia convincente o meno, e dovremmo forse stare attenti a non italianizzare troppo la realtà veneziana. Però penso che l'esperienza di Venezia non debba essere isolata, ma possa essere interpretata anche a comparazione delle esperienze di altre città. Questa visione vale anche per il secondo esempio, cioè le grazie. La grazia è un tipo di favore dato dal governo alla singola persona tramite la sua supplica al potere, ed è il provvedimento che ha recentemente attirato l'attenzione di alcuni studiosi che volevano vedere il cambiamento della natura del potere nel 300. Secondo Varrani, che ha preso in considerazione l'aspetto di eccezione di grazie e suppliche, la grazia è una tecnica di governo innovativa che apre un canale personale tra le singole persone, il dominus, e come risultato aiutava il Signore ad elevarsi al di sopra delle proprie istituzioni. Le grazie del regime repubblicano sono di certo non uguali a quelle del regime signorile, in quanto dovevano e devono passare per il Consiglio. Però, secondo me, il fatto che la procedura di grazia apre il canale personale tra i singoli cittadini e il governo
può essere osservato anche nel regime repubblicano come a Venezia. Le grazie di Venezia erano già state esaminate da Denis Romano negli anni '80 e anche da Ortagli, ma io le ho esaminate soprattutto dal punto di vista della famiglia. Ho fatto attenzione anche al cambiamento del contenuto delle grazie con l'andamento del tempo. Ho visto solo i documenti già pubblicati, ma confrontando le grazie dei primi anni del '300 con quelle degli anni '60 del '300, mi sembrava che emergesse un cambiamento circa la relazione tra il governo e il capifamiglia. Negli anni '60 del '300, alcuni capifamiglia in deboli condizioni supplicavano il dominium per ottenere aiuto per la propria famiglia. Questa relazione tra capifamiglia e governo rappresenterebbe una relazione nuova, cioè più verticale rispetto ai primi anni del '300, quando non si poteva trovare questo tipo di suppliche nel termine di dominium. Invece nel 1299, per esempio, troviamo una grazia in cui il comune, cioè non il dominium, compensava gli eredi di una persona che aveva lavorato molto per il comune nel suo esercito. In questo caso si potrebbe dire che il rapporto tra il governo e i singoli cittadini fosse abbastanza orizzontale. Bisogna vedere certamente più documenti, ma secondo me analisi delle grazie sarebbe proficua per vedere il cambiamento della natura del potere anche per Venezia. Grazie mille per questa precisazione sul regime di Venezia e anche quest'ottica comparativa che io trovo molto, molto interessante e che probabilmente dovrebbe essere applicata sempre nello studio di Venezia. E dunque, proprio per parlare a questo punto, per passare diciamo dal passato sempre più verso il futuro, mi chiedevo, qual è il futuro della storia di Venezia in Giappone e della storia d'Italia, del Mediterraneo e bizantina in Giappone? Allora, è un discorso molto grande e difficile, ma cercherò di spiegare quello che penso in questo momento. Rispetto ad anni fa, il numero degli studiosi giapponesi della storia di Venezia, d'Italia, del Mediterraneo e anche bizantina è molto aumentato. Però siccome il numero di quelli di Venezia è più o meno di 10 o 15 in tutto, e Venezia è lontana dal Giappone, da noi quando facciamo una suddivisione della storia, pensiamo che la storia di Venezia faccia sempre parte della storia d'Italia o del Mediterraneo. E secondo me questo ha un certo merito, perché adesso interesse verso la storia nazionale a sé stante di un paese o la storia di una città a sé stante è calato un po'. Quindi piuttosto di cercare la peculiarità di Venezia in quanto città o piuttosto di vedere Venezia solo nella sua lunga continuità, almeno per noi, potrebbe essere utile usare ricchi documenti di Venezia per studiare un tema più vasto e condivisibile con altre realtà politiche di ogni periodo, cioè età medievale, la prima età moderna e età moderna. Ma detto questo, certamente anche per i venezianisti giapponesi è molto utile e preziosa un'iniziativa come Venice in Question per conoscere i vari studi internazionali concentrati su Venezia. Comunque, per esempio, da noi c'è un giovane ricercatore che studia la Repubblica di Venezia come Stato regionale d'Italia, focalizzandosi sul dialogo tra il centro e la periferia e anche sulle relazioni tra la periferia e i luoghi oltre i confini della Repubblica. Questi temi sarebbero importanti anche quando consideriamo altri stati e spazi della prima età moderna. La storia di Venezia è importante anche per chi studia la storia ambientale. Infatti noi abbiamo uno studioso che tra i suoi temi prende in esame la politica idraulica della Repubblica di Venezia. Poi se vediamo area mediterranea, ci sono due studiosi, una che si occupa della storia di Cipro e uno che si occupa della storia di Creta, entrambi sotto il dominio di Venezia. Loro fanno queste ricerche non tanto per vedere il modo di governare da parte di Venezia, ma piuttosto per vedere lo scontro e lo scambio delle diverse culture nel mondo mediterraneo. In Giappone abbiamo diversi centri di studi o associazioni volontarie a cui partecipano anche gli studiosi della storia di Venezia.
Per esempio, adesso da noi esiste un grande centro di studi sul mondo mediterraneo interdisciplinare. Poi, oltre all'Associazione della Storia d'Italia, a cui ho fatto riferimento, ci sono quella per la storia europea medievale e quella per la storia della città medievale, inclusa anche quella giapponese e cinese. Quindi, secondo me, il futuro della storia di Venezia in Giappone dipende da quanto essa può dialogare col mondo accademico che non si occupa solo della storia di Venezia, ma di una realtà politica molto più varia e ampia. A questo proposito ci sarebbe una possibilità frattante di studiare la città di Venezia come una parte di regione inserita o nella terraferma o nel Mediterraneo o in entrambi. Dico questo perché in Giappone e forse anche in Europa, dalla fine del Novecento, la storia della regione è di moda. Questa regione non è necessariamente determinata dalla politica o dalle istituzioni, ma è costituita a volte dall'economia o dalla società o dalle vie di comunicazione o dalla pratica e da iniziativa degli attori locali. Quindi esistono varie regioni molto elastiche e variabili. A questo proposito, forse sarebbe opportuno fare riferimento al termine spatial term. Con questo concetto, secondo un saggio giapponese, è stato criticato il modo di vedere il quadro politico istituzionale come una unità indipendente, ovvero come un contenitore dentro il quale le cose si sviluppano separatamente dalle altre unità pur giustapposte. Cioè è stata criticata l'equalità tra il quadro politico istituzionale e lo spazio. Inoltre, recentemente, un gruppo di studiosi giapponesi della storia dell'architettura ha importato da Italia il concetto di territorio, secondo il quale una città come Venezia è vista e esaminata non come città a sé stante, ma come una città inserita nel suo ambiente più vasto. Quindi hanno studiato la laguna, poi entroterra di Venezia, legato a Venezia tramite le vie fluviali, prescindendo dal confine della città o dello Stato. Questo concetto di territorio può essere visto come una variante della storia della regione e può essere approfondito dal punto di vista storico. Grazie per questa risposta a una domanda molto complessa e per parlare sempre di futuro, ma di un futuro a te più prossimo, ti volevo chiedere qual è il futuro della tua ricerca e di che cosa ti vuoi occupare. Allora, adesso mi interessa del rapporto tra Venezia e le città di entroterra nel 200-300, collegate per via fluviali, perché anche prima di conoscere la storiografia relativa alla regione, avevo già interesse verso la relazione tra entroterra e Venezia. Quando ho studiato i documenti della famiglia Viaro, ho notato che questa aveva possessi sia nel Trevigiano che nel Ferrarese. Anche alcuni testamenti conservati nella procuratia hanno fatto vedere come i testatori veneziani lasciavano i possessi della terraferma ai discendenti. Questi dati mi hanno impressionato perché mi hanno offerto un'immagine diversa dai mercanti di mare, dalla Venezia di mare, anche se questo dato è abbastanza banale per chi conosce bene la storia di Venezia. Comunque da quel momento in poi ho pensato che un giorno avrei potuto studiare il rapporto tra Venezia e entroterra. Questo desiderio l'ho realizzato in parte quando ho partecipato ad un progetto di ricerca intitolato Conflitti, comunicazione e ordine dell'Europa medievale e della prima età moderna, guidato dal mio professore qui in Giappone. Lo scopo di questo progetto era esaminare la pratica e la comunicazione di diversi attori in varie situazioni, soprattutto conflittuali, per fare emergere la consuetudine, il valore condiviso, i legami tra le persone, tutto sommato la caratteristica della società presa in esame. All'inizio ho provato ad esaminare un processo giudiziario che riguardava la famiglia Biaro circa il suo possesso nel Trevigiano, ma questo l'ho abbandonato perché i documenti erano troppo difficili da leggere per me. E spero che un giorno qualcuno prenda in mano di nuovo questo tema. Poi, dopo qualche tentativo, sono arrivata a considerare l'importanza della via fluviali come sfondo dei vari conflitti e dei ordini presenti nella pianura veneto-padana, soprattutto per Venezia, ma anche per altre città di entroterra.
A questo proposito ho imparato tanto dal libro e dal saggio di Herman Orlando, usciti rispettivamente nel 2010 e nel 2011, che hanno descritto largamente l'importanza delle vie fluviali nell'area veneta. Comunque alla fine ho preso in esame la guerra tra Venezia e la Santa Sede per il dominio di Ferrara nei primi anni del Trecento e ho notato che nella negoziazione di pace la navigazione del Po aveva esercitato un ruolo importante. Poi mi sono incontrata col gruppo di studiosi della storia di architettura a cui ho fatto riferimento prima. Questo gruppo faceva parte di un altro gruppo sempre di studiosi della storia dell'architettura che guidava un grande progetto di ricerca sulle terre umide, collaborando con degli studiosi di storia. Quest'ultimo ha rivolto il suo interesse anche verso area veneta e mi ha contattato chiedendomi di contribuire al progetto. Quindi ho scritto un piccolo articolo per loro sul rapporto tra Bassano e Venezia nel 200, evidenziando il ruolo di Bassano come fornitore di legname a Venezia tramite il Brenta. Poi in un mio studio ho anche esaminato lo sfondo politico del patto tra Cremona e Venezia nel 1258, che prescriveva il trasporto libero sul Po attraverso la città e il distretto di Ferrara. Vorrei continuare ad approfondire questo orientamento, anche se ci sono difficoltà e problemi sia storiografici che documentari. La relazione tra le città circa i trasporti fluviali è molto complicata e copre uno spazio abbastanza vasto, non istituzionalmente determinato. Ma secondo me questo tema sarebbe interessante per capire meglio l'ordine della pianura veneto-padana del 200-300, inclusa anche Venezia. Spero che altri abbiano questo interesse. Allora vi ringrazio per l'ascolto. Sì. E Grazie sarei molto sì, mille. sì, sì. Oh, scusa, ti ho interrotto, prego, prego. No, no, sarei molto felice se mi deste consigli e suggerimenti. Ma allora, io personalmente ti ringrazio per questa bellissima presentazione. Ti volevo chiedere se al di là delle domande c'era qualche commento che volevi fare, non lo so, qualche considerazione, oppure se passiamo direttamente alle domande. Sì, vorrei aggiungere qualcosa sulla storia di Venezia in Giappone, se c'è tempo. Sì, sì, c'è tempo, non ti preoccupare. Sì, sì. Ho detto, prima che in Giappone la storia di Venezia fa sempre parte della storia d'Italia o della storia del Mediterraneo in Giappone, nel mondo accademico. Ma Venezia è così popolare e famosa anche in Giappone che adesso abbiamo diversi libri, anche tascabili, che trattano Venezia dalle origini fino alla sua caduta, scritti da specialisti ma orientati al pubblico più generale. In particolare un libro tascabile scritto da un studioso di storia di arte e un altro è scritto da un studioso di storia di architettura. Invece due libri un po' più corposi sono scritti da storici della storia di Venezia. Quando ero studentessa non c'erano ancora questi libri, quindi ho dovuto leggere lei per ottenere la conoscenza generale sulla storia di Venezia, ma adesso la situazione è molto migliorata. Però anche se la situazione è migliorata, naturalmente ci sono ancora tante mancanze per quanto riguarda la storia di Venezia in Giappone. Forse la più grande riguarda la religione. Per esempio, la leggenda della traslazione del santo è abbastanza famosa e popolare anche, anche le scuole grandi sono diventate un oggetto di ricerca. Ma per esempio il problema delle istituzioni religiose o della relazione con Patriarca di Aquileia e con quella di Grado, attività dei monasteri veneziani sono poco conosciuti. Poi ascoltando i seminari in Venice in Question ho notato anche che esistono numerosi studi sulle isole Ionie e le coste del Marte sotto il dominio di Venezia, ma questi studi sono molto scarsi e assenti in Giappone. Se potremo raccogliere questo materiale, potremo avere un nuovo manuale della storia di Venezia in futuro. Sì, sì. E questo è che ho voluto aggiungere.
Beh, Sì. questa sarebbe un'ottima iniziativa che, insomma, spero per la storiografia giapponese che possa vedere la luce, e credo sia, bello che comunque ci continuino a essere ricerche su Venezia da studiosi di tutto il mondo, e credo che questo spero che Venice in Question possa essere un luogo dove chiunque può presentare le proprie ricerche e dove possiamo avere un'idea di tutto quello che avviene nella uhm, diciamo nella storiografia su Venezia, anche al di là dell'Europa e degli Stati Uniti. Colgo l'occasione per farti una domanda io. Ho visto che, finora non abbiamo ancora ricevuto domande, ma sono felice di rompere il ghiaccio. La domanda che ti vorrei fare è: da quello che hai visto, la famiglia è l'unità di base anche per gli affari a Venezia? Penso alla Fraterna, penso a molti istituti simili. Mi chiedo se a Venezia la famiglia sia sempre l'unità di base anche per gli affari, e se la famiglia sia sempre importante anche in ambiti diversi dalla storia sociale, ma per quanto riguarda la storia politica e la storia economica. Allora, ho letto anche lo stadio del Rendi e Fraterna, ehm, Andrea Barbarigo, eccetera. Ehm, però, cioè quando diciamo della famiglia, ci sono diversi livelli della famiglia, cioè casate oppure, famiglia acquisita, con legami coniugali, oppure c'è tutto sommato una famiglia piccola come household. Ehm, forse sì, per commercio è importante i legami parentali, sia acquisiti che quello di sangue, però non so se, tutta la casata, cioè la grande casa, diventa un base del commercio, anche per la politica. Perché, ho anche esaminato la congiura Tepro Quirini, ehm, a questa congiura chiamata, congiura Tepro Quirini, però, ehm, non hanno partecipato tutti i membri della casata, casa del Quirini oppure Tepro. Ci sono persone che non partecipavano a questa congiura e non sono esclusi dal governo. Ehm, questo conclusione ha confermato anche il saggio del Faudelon, oppure anche Cruz de Pavant ha detto questo. Cioè, secondo me, linea maschile e poi, il gruppo dei parentali chiamato propinqui, che è emerso nella legislazione consiliare del 1260, poteva essere un gruppo più a coesione, però questo non può allargare coprendo tutta che copre tutta la casata. Non so se mi sono spiegata. No, sì, sì, perfettamente, i vari livelli di cosa si intenda per famiglia. E un'altra domanda che mi sorgeva spontanea è: trovi che ci siano delle differenze sia, diciamo, per quanto riguarda i procuratori tra il 200 ed il 300? Tu hai fatto questo studio molto interessante sul 200. Cosa cambia un secolo dopo? E secondo te tu vedi dei momenti diciamo, vedi la serrata del Maggior Consiglio come un momento di rottura, di cambiamento, oppure invece come un momento all'interno di una storia di 2 secoli collegati tra di loro? Cioè vedi il 200 diverso dal 300, o, secondo te sono collegati questi 2, diciamo, questi 2 secoli? Allora, il 300, non ho esaminato i testamenti, quindi, non posso dire dal punto di vista dell'atteggiamento dei testatori, però, ho letto, forse lo studio del Luzzatto e il Muller, dove è descritto largamente i degli, relativi al procuratore di San Marco che il procuratore San Marco nel corso del 200
ha potuto raccogliere dei beni, eredità dai testatori, e poi, usano questi per investimento oppure elemosine perpetue. Però nel '300, loro non hanno in grado di mantenere bene queste eredità, cioè gestire, amministrazione è diventata un po' pesante e quindi, negli anni '50 oppure '60 del '300 hanno venduto, da pos le case, gestite da loro al mercato pubblico. Ehm, Non sono riuscita a spiegare precisamente perché, non mi ricordo bene, il lavoro che ho fatto. Comunque, però, ehm, cioè se c'è cambiamento, tra il 200 e il 300 è proprio questa, cioè, nel 200, ehm, il procuratore di San Marco e i cittadini possono, convivere, perché, procuratori gestivano eredità, ehm, poi, cioè i cittadini, si affidano ai procuratori come esecutori testamentari, però nel '300, ehm, loro procuratori, vendono eredità, vendono eredità, e forse as scusi, se posso controllare un po'. Sì, sì, prego, non c'è davvero nessun problema, prenditi tutto il tempo che ti serve. Ah, sì, sì, piuttosto di serrata di maggior consiglio, ma guarda che Chioggia ha segnato forse un cambiamento grosso, della relazione tra il procuratore di San Marco e i testatori. Sì, anche Miura ha detto ha sì, esaminato bene questo processo nel '300. Ehm, co In pratica i possessi sono venduti, ehm, quindi, ehm C'è stato nel '300 un processo sì, di alienazione dei beni, dei procuratori, in molti casi per far fronte alle necessità economiche del comune, per cui spesso son stati venduti beni dei sì, 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 sì. procuratori. Ecco, questo è quello che almeno per i 300, hanno presentato gli studi di Müller e ho avuto modo anche di osservare proprio questo, di prima mano insomma questo aspetto. Per certi versi mi viene da farti un'altra domanda invece sulla famiglia Viaro, che è l'inizio Ah, sì, sì, sì. dei tuoi studi. Alcuni gli atti sono stati in parte pubblicati e mi chiedevo cosa si può ottenere dagli studi su una famiglia veneziana con tutti i problemi di definire una famiglia, come hai detto, su che cos'è una famiglia a Venezia, ma, ehm, si possono studiare archivi familiari? Sono molto a Venezia gli archivi familiari sono molto ehm, hanno prima di tutto molto materiale dal '500 in poi, raramente Mh. materiale medievale, e mi chiedo, per quanto riguarda il materiale medievale, che cosa a parte atti di proprietà,
che cosa possiamo trovare di utile per ricostruire la storia sociale e per certi versi anche la storia economica di Venezia? Scusi, un altro volta per favore, mi sono sfuggita un po', sì. Sì, sì, dicevo, per facendo l'esempio della famiglia Viaro, che Mh, cosa possiamo apprendere, che cosa possiamo imparare sulla storia economica e sociale di Venezia studiando una famiglia? E gli archivi familiari che ci sono a Venezia, altre mh. famiglie, i Barbarigo, i Grimani e via dicendo, che cosa possiamo possono essere studiati anche per il Medioevo per darci qualche informazione sulla storia sociale, oppure abbiamo troppi pochi documenti per poter ricostruire la storia sociale ed economica a partire dagli archivi familiari? Ehm, Non so come rispondere, cioè, perché, cioè archivi familiari del Viaro, cioè i documenti relativi al Viaro sono conservati, solo forzatamente, nel archivio di San Matteo di Mazzorbo, perché, sono venduti la proprietà, dal Viaro a questo convento. Ehm, per questo non sono ehm, ci sono tanti documenti relativi al commercio come si può dire, San Zaccaria, quello che sono pubblicati da Morto della Rocca, eccetera, però sono abbastanza scarsi. Quindi, tes per usare il testamento, oppure da si può fortunatamente trovare del processo circa i documenti circa il processo, si può costruire un po' della reale attività economica un po' reale, della famiglia, però in generale è forse difficile vedere nel Medioevo, fare questo tipo di per esempio, ehm, co il questo tipo di ricerca come Andrea Barbarigo, eccetera. Sì, è anche la mia impressione che sia sempre difficile. Lane ha avuto molta fortuna con Barbarigo, però Sì, sì. molte altre famiglie hanno molti meno documenti purtroppo. Ehm, allora io, diciamo pensavo fosse già implicito, ma naturalmente è aperta la sessione per domande del pubblico. Ripeto, potete inviare una mail a reputazionevenezia@gmail.com oppure, potete commentare la diretta Facebook o, la, diretta, su, YouTube. Again, if you want to pose any question, feel free to drop us a message. You can email us at reputazionevenezia@gmail.com. Otherwise, you may, send us a message or, actually comment the live feed on Facebook or on YouTube if you prefer, and your messages will be shown here on the screen. Also, if you want, you may appear in person, shooting us a message on at the via the email. So, whichever mean you want to use, we are happy to host you here on our platform. Per cui insomma potete mandarci un messaggio via Facebook, via diciamo potete, commentare la nostra diretta Facebook, la diretta YouTube, potete mandare un'email a reputazionevenezia@gmail.com. Qualsiasi 3 di questi metodi vogliate utilizzare potete tranquillamente lasciarci un messaggio. Io ne approfitto per chiedere a Keiko se c'era qualche aspetto della sua ricerca che vorrebbe diciamo su cui aveva qualche altra considerazione da fare, oppure diciamo se aveva già esaurito tutte le magari ecco sulla sua nuova ricerca, cioè su che cosa si occupa adesso e, ne hai già parlato, ma appunto ho sentito con molto piacere di tutti questi nuovi lavori su Venezia in Giappone e queste associazioni di studiosi, che si occupano di Venezia. Ecco, ti volevo chiedere magari se ci puoi dire qualcosa di più
chi sono, cosa si studia, cosa studiano gli studiosi giapponesi che studiano a Venezia. Ecco, mi chiedevo se Ah, sì, sì. Ehm, il tema sono molto diversi. Per esempio scuola uno studia a scuola grande, sì. ehm, cioè, scuola un'altra studia commed commedia d'arte. Com no, no, Commedia dell'arte. no commedia d'arte, de co commedia di carte. Esiste un gruppo di giovani in 500 o 600, compagnia delle carte forse. Sì, vuole esaminare tramite queste studi, i legami parentali, tra il rito veneziano. Poi, c'è un altro studioso che ha fatto un corso di dottorato all'Università di Ca' Foscari di Venezia, su archivio di Venezia nel '700. Non so se hai presente. Ehm, poi, ehm c'è uno che studia i ehm, non mi viene la parola subito. Ehm, giu to scusami, una un popolo che, hanno diverse religioni dal cristianesimo, giudaismo. Ah, gli ebrei, Come si chiama? sì, gli ebrei. Ebrei. Gli ebrei. Sì, 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 sì. Giudecca. Ah, No, giudecca. no, no, non giudecca, mi scusi, non mi viene la Il parola. ghetto. Il ghetto? Ghetto, sì, sì, sì. Il ghetto. Sì, sì, sì. Sì, che studia ghetto, eccetera. Beh, vedo che comunque ci sono, insomma, persone che si occupano di cose diverse, ma che continuano a occuparsi di Venezia, il che mi fa molto piacere vedere. Non avevo assolutamente idea di questa associazione di studiosi, e credo sarebbe bello se sempre di più tante persone si occupano di Venezia in ogni parte del mondo, però raramente sono sempre in dialogo. Per cui, ecco, sarebbe bello riuscire davvero a ottenere un dialogo con persone che studiano Venezia pur venendo da altre parti del mondo, e pur Sì, sì. avendo, diciamo, formazioni diverse. Scusa, stavi dicendo qualcosa, Checco? No, ha scritto qualcosa regia nel chat. Diverse. Scusa, stavi dicendo qualcosa, che Si è spen non c'è problema, era solo un messaggio non c'è un messaggio problema interno su ora. quanto Sì, sì. su quanto tempo abbiamo ancora, per cui non ti no, non ti preoccupare, non era non era relativo, non era una domanda. Però, in generale io ti volevo ringraziare per averci presentato la tua ricerca, e che spero possa essere in futuro tradotta in italiano o comunque in un'altra lingua europea e diventare disponibile anche per un pubblico che colpevolmente, come sottoscritto, non conosce il giapponese, per cui mi auguro davvero che ci possa essere, ecco, una traduzione, o comunque questo volume possa essere sempre di più, avere più ampia diffusione e entrare a far parte del dibattito storiografico su Venezia. E mi fa anche molto piacere il tuo approccio comparativo con altre realtà della penisola, per uscire dall'immagine di Venezia solo come Venezia, ma come dicevi tu, confrontandola con altre realtà della terraferma. Dunque, ho visto che finora non abbiamo avuto altre domande,
e non ti volevo so che da te ormai deve essere molto tardi, Ah, sì. credo sia l'1 e mezza da te? Sì, per me va Ah. bene. No, Mi no, sono no. alzata tardi stamattina. No, no, mi spiace, non ti volevo trattenere diciamo più Sì, non ti volevo far fare una nottata, alzata ecco, se tardi. riusciamo ad evitare. Però, mi ha fatto molto piacere poter discutere con te e devo dire che insomma spero davvero che, ecco, gli studiosi di Venezia del Giappone possano entrare in conversazione sempre di più con chi si occupa Venezia, in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, e che ci possa essere sempre uno scambio di idee. E mi ha fatto molto riflettere quest'idea di, tu che leggevi i volumi di Lane che parlavano su Venezia, e questo scambio io ho Sì, letto a distanza di molti anni i volumi di Lane e anche gli studi di Gino Luzzatto, e sono sempre dei bellissimi spunti di riflessione, io credo. E anche quest'idea del vecchio professore che ti dava i volumi su Venezia mi fa molto pensare sulla circolazione dell'informazione nel mondo di oggi in cui adesso c'è internet, ma, insomma sono molto felice di poter ecco, di pensare che la storia di Venezia non è solo una cosa italiana, europea, ma insomma conosce una fortuna anche in Giappone. Questa è una cosa che mi fa molto piacere. Non lo so se c'è qualche commento che vuoi fare, qualche ultimo commento, altrimenti diciamo, ho visto che non ci sono ulteriori domande, per cui questa sarebbe la fine della nostra conversazione. Non so se hai qualche ultima, osservazione da fare, qualche commento, oppure se sì, allora, cioè nel campo delle storie di Venezia ci sono diversi temi, secondo età. Però, quando pensiamo la lunga storia di Venezia, forse nel passato, ehm, anche per i giapponesi è stato importante, interrogare perché Venezia continuavano così lungo tempo. Però adesso questo tipo di problema è calato un po'. Però, siccome cioè Venezia ha aveva uno spazio diverso dal, ehm Stato nazionale dell'età contemporanea, cioè a dominio in me ne nel militare, della guerra attuale, ehm, ha sì, ha avuto dominio anche nel corso delle Marche. Quindi, senza entrare nell'espandismo storico, ma però Ra relativatiz ehm, relativizzare, il nostro concetto del, stato nazionale dell'età contemporanea, è anche forse utile la storia di Venezia. Sì, secondo me questo volevo dire. Sì, non so se mi sono spiegata. condivido con te l'idea dello spazio e l'importanza di riflettere anche sullo spazio occupato di Venezia. Qualche tempo fa, dalla prospettiva economica, riflettevo sul concetto di regione economica di Epstein. Sì, sì, Mi viene sempre in mente come noi usiamo certe categorie di spazio che non sono condivise spesso dagli attori medievali, e come spesso c'è molto da riflettere sui termini che usiamo quando descriviamo periodi diversi dal nostro. E come tu giustamente rammentavi il concetto di spazio, e mi ha mh, fatto molto piacere vedere che tu sei in dialogo con persone che si occupano di storia dell'architettura, persone che riflettono sullo spazio in una dimensione sì, sì, ancora sì. diversa, e credo che questa sia la giusta prospettiva per gli studi su Venezia. Dunque vedo che adesso faccio un ultimo controllo, ma non credo che abbiamo ricevuto, ulteriori domande.
Mi spiace, ma appunto il fatto di avere 3 piattaforme significa che devo controllare su tutte e 3 se ci sono state delle domande. E dunque vedo che non ce ne sono, mi sembra. Adesso controllo solo un ultimo aspetto. Ecco qui. Sì, vedo che non ci sono, ulteriori domande, quindi, diciamo che abbiamo anche fatto, ahimè, da te l'1 e mezza, da me da me abbiamo fatto le, 5 e mezza inglesi, in Italia saranno immagino le, 6 e mezza, per cui in questo turbinio di fusi orari, ti diciamo che adesso ti possiamo lasciare libera. Ti ringrazio davvero tantissimo per aver voluto partecipare, alla seduta di oggi. Spero, davvero che sempre più studiosi, anche del Giappone, avranno voglia di partecipare, a convegni a Venezia e diciamo di mettere in collegamento le varie storiografie, che si occupano di Venezia, anche se in parti diverse del mondo. So thank you so much for your participation today and for having brought your contribution to the wider debate about Venice. And I do hope that in the future we will have even more scholars from around the world willing to participate to not just our seminar, but I mean, hopefully, but more generally to the wider debate going on Venice. And it is my hope that in the future people from all over the world will gather in Venice to debate about the city as it used to be some years ago. Spero davvero appunto che ci si ritrovi tutti a Venezia un giorno come era un tempo, quando c'erano studiosi da tutto il mondo a Venezia, e spero davvero che questo nel nostro piccolo, questa idea di questo seminario è poter presentare ospiti da tutto il mondo che presentano le proprie ricerche. Ti ringrazio Keiko e direi che questa è la fine della nostra conversazione. Grazie.